Interpretare e rappresentare i valori di quel nord-est che Giorgio Lago aveva sapientemente descritto da giornalista e direttore. Eccoli riuniti assieme, i vincitori del premio dedicato all'indimenticato giornalista castellano. Per la sezione cultura è stato premiata la manifestazione I Suoni delle Dolomiti, che raduna ogni anno musicisti da tutto il mondo sulle montagne più belle dell'arco alpino. È il riconoscimento di 20 anni di impegno nel valorizzare il rapporto tra musica e montagna, tra arte e ambiente naturale e soprattutto di impegno nel comunicare a livello internazionale le nostre Dolomiti. Il premio per il giornalismo è andato a Sergio Frigo, assunto dallo stesso Lago al Gazzettino nell'85. Al di là del valore del premio in sé, per me ha un'importanza personale, diciamo, per il tipo di rapporto che ho avuto con Giorgio Lago durante la sua direzione e in particolare nell'ultimo periodo che sono stato il segretario di redazione suo, quindi c'era un rapporto quotidiano molto profondo, molto prolungato, che è continuato poi anche dopo, anche durante la malattia. Ad Armin Ziegler, simbolo dell'orgoglio dello sport italiano, è andato il premio per la categoria sport. È un tipo molto tranquillo, anche ama la natura, va tanto in giro per la natura e con la famiglia si ritira molto quando è a casa, è un tipo molto semplice. Tra i premiati l'imprenditore del Prosecco Gianluca Bisoi, presidente dell'omonima casa vitivinicola di Valdobbiadene, che ha portato in tutto il mondo il nord-est con i suoi vini. Significa sicuramente il coronamento di un impegno fatto nel corso degli ultimi 25 anni per portare nel mondo la qualità del nostro territorio, che trova il suo frutto più interessante probabilmente nel nostro settore attraverso il Prosecco di Valdobbiadene, un Prosecco superiore. Nella categoria volontariato è stata premiata l'associazione Medici con l'Africa QAM, attiva dal 1950. Io sono figlio di questa terra, molti dei medici che sono partiti con noi sono figli di questa terra, noi abbiamo avuto più di 1500 medici che sono partiti per un periodo lungo anche di vita e di servizio in questi paesi e molti di questi sono nati, vissuti, lavorano in questo territorio. E infine il premio speciale della giuria, un riconoscimento al regista padovano Carlo Mazzacurati, un uomo che nella sua vita ha testimoniato la realtà del nord-est. Carlo è stato uno degli uomini che ha raccontato il nostro territorio in modo forte, chiaro e con tutte le sfumature, le dolcezze e le criticità che in qualche modo appartenevano anche a Giorgio Lago. Giorgio Lago, un uomo che ha lasciato un segno, come ha detto Mario Bertolissi, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Padova. Se Lago vivesse ancora sarebbe rinorridito dall'attuale situazione di crisi economica e di degrado culturale, ma continuerebbe a lottare, a descrivere le difficoltà del nord-est. Siamo avviati su questa strada in modo pericolosamente veloce. L'unico pericolo che corre l'Italia è sempre lo stesso, il riformismo alla Vanna Marchi.